auto sportive in grado di farvi sentire anche questo mentre guidate sono davvero poche. L'Alfa Romeo 4C è una di queste. Vi fa veramente sentire tutto della strada, non solo sullo sterzo senza servoassistenza o attraverso le sospensioni dure, ma anche dal suo telaio in fibra di carbonio a vista, senza rivestimenti, da cui percepite anche quando un sassolino ci rimbalza contro. Insomma, questa è una macchina in cui le sensazioni non sono mai filtrate. Nessuna sensazione, anche quelle delle persone che vi vedono passare. Senza capot riuscite a sentire tutti i commenti. Ecco perché questa Spider è la versione più giusta della 4C. Anche l'aria vi scorre attorno veloce, come l'asfalto sotto i piedi. E poi, secondo me, è anche più bella. Questione di gusti ovviamente, ma la maggior parte delle critiche fatte alla linea della 4C riguardavano i fari. Ora si possono avere questi, con copertura trasparente in policarbonato e lenti interne diverse rispetto ai punti luce LED separati della coupé. Mi piace di più anche la parte posteriore, il cofano è diverso, più muscoloso, dà alla coda una forma più equilibrata. È più cattiva. I montanti attorno all'1.8 e la cornice del parabrezza sono in fibra di carbonio o comunque scuri, fanno da contrasto con la carrozzeria. Guardate che belli poi i cerchi in lega di nuovo disegno, con dietro pinze e freno verniciabili in 4 colori diversi. Essenziali come sempre gli interni. Su quest'Alfa c'è davvero il minimo indispensabile, visto che è molto leggera. Il peso totale in condizioni di marcia è di circa 1000 kg, che con il 1750 turbo da 240 cavalli fanno un figurone. Ah, e non vi preoccupate per la mancanza del tetto. Non cambia praticamente niente in termini di precisione di guida e di rigidezza torsionale della scocca, perché anche sulla coupé il roll bar e il parabrezza sono collegati da un tetto in materiale composito che non ha funzione strutturale, proprio come la capote in tela della Spider o il pannello in fibra di carbonio che si può avere come optional. Sempre dura e pura quindi, ma con il cambio doppia frizione a 6 marce diventato più fluido nelle condizioni di guida diciamo normali. Col manettino in race comunque è sempre una macchina da 4,5 secondi nello 0-100 e 258 all'ora, con dei freni pazzeschi. 1,25 G di decelerazione significa che anche guidando in pista si arriva sempre corti alle staccate. E quindi il bello è frenare all'ultimo per fare la traiettoria con l'avamtreno carico. La 4C non è una macchina da traversi di potenza. Se volete scomporla dovete far partire il posteriore entrando davvero forte in curva, di trasferimento di carico, arrivando al punto di corda già pronti a puntare all'uscita per accelerare a cannone. Peccato solo che frenando col piede sinistro e contemporaneamente accelerando, l'elettronica tolga potenza al motore, impedendo manovre da rallista. Questo comportamento comunque ha dei limiti su strada, a basse velocità, dove una macchina meno piantata per terra, che si muove di più, che si lascia provocare, è più divertente per i miei gusti. Avrei voluto anche uno sterzo più omogeneo, più lineare. Il comando della 4C non è facile da gestire, cambia carico in continuazione e non è molto diretto. È il prezzo da pagare per avere un comando senza servoassistenza e in generale, come dicevamo all'inizio, una macchina senza filtri. Prendere o lasciare. Per una sportiva così speciale, insomma, si lavora con i fornitori per avere il meglio, realizzando su misura anche le P0 AR, gomme dedicate alla 4C proprio per sfruttare la leggerezza, e cioè per garantire il massimo dell'aderenza con i carichi ridotti sviluppati da quest'auto. Pirelli si è concentrata così sull'area di impronta a terra, ottimizzando anche la mescola e la struttura, in particolare nella zona della cintura. Il tutto con la messa a punto finale dei test, fatti su piste di prova affascinanti come il Nürburgring, Nardò e Balocco. Come avete visto, in questa prova mi sono concentrato sulle emozioni che si provano guidando la 4C, ma dietro queste sensazioni c'è una concezione tecnica molto particolare, che va oltre il telaio in fibra di carbonio, e che merita due parole in più, perché su un Alfa Romeo è fondamentale anche il motore, in questo caso turbo a iniezione diretta,
Due componenti decisivi per dare alla 4C le prestazioni volute, con un 4 cilindri relativamente piccolo come il 1750, assieme alla strategia dello scavenging. Sono tutte tecnologie sviluppate con i tecnici della Bosch, che fornendo il modulo di controllo motore ha lavorato per dare un minore turbo lag nella risposta dell'acceleratore, più coppia e potenza a tutti i giri, e anche una combustione più pulita. Un tetto in meno, 10.000 euro in più della coupé. La 4C Spider costa 75.000 euro. Sul sito di OmniAuto ci sono tutte le sportive che potete considerare per quel prezzo. Confrontatele sul nostro Trovauto.